Allora, innanzitutto avremo dopo i saluti istituzionali, associazioni, amministrazione comunale, l'istituto Maria Novazzola, avremo un saluto speciale sonoro. Questo saluto vi viene direttamente dall'artista, cioè questo Gilberto Gil, in brasiliano, Gilberto Gil per noi, a cui abbiamo chiesto anche un semplice saluto scritto, visto che abbiamo una comune sintonia rispetto alla salvaguardia delle foreste, e abbiamo anche noi boschi e foreste che meritano più cura e attenzione di quelle che abbiamo dedicato finora. Ecco, quindi la risposta ci è arrivata immediata dall'agente letterario, diciamo dalla persona incaricata della comunicazione, dal cantautore, che ci ha detto, Gilberto ha detto che potete usare come saluto quel saluto che è già disponibile su YouTube, perché lui l'ha rivolto assieme alla nipotina all'ora di 10 anni a tutti gli italiani nel periodo più critico e più duro della pandemia. E per cui ora lo dedica proprio a voi e lo sentiremo dopo, vedremo dopo un altro saluto musicale. Come vedete qui ho anche esposto 2 magliette, sono le magliette delle associazioni che tutelano gli indigeni dell'Amazzonia. Una è l'associazione degli indigeni Tupi e Guarani, e un'altra è il FUNAI, che purtroppo avete sentito anche nominare in questo periodo per alcuni comportamenti non veramente pregevoli. Ecco, purtroppo è entrata anche lì la corruzione, ma adesso noi speriamo che con il nuovo corso anche questi problemi si risolvano. Le magliette ci ricordano che la cura e la salvaguardia non è rivolta solo ai beni naturali, diciamo alle foreste, ai laghi, ai fiumi, ma anche a certe popolazioni che vivono strettamente a contatto con la natura, quindi hanno bisogno che il loro habitat venga rispettato, mentre in questo momento hanno grossi problemi proprio di sopravvivenza. Anche questo in qualche modo unisce i discorsi che sentiremo dopo, in particolare il lavoro di 2 relatori, Toio De Savorgnani e il professor Farnet dell'Università di Bologna, che si sono entrambi interessati a popolazioni indigene. Toio De Savorgnani fondando un'associazione per la protezione delle popolazioni himalayane, e il professor Farnet all'interno di una ricerca, di uno studio che riguarda un grande maestro italiano che è Alberto Manzi, su cui ha scritto anche alcuni libri. E in che senso questo? Nel senso che ha lavorato in particolare sull'avventura, chiamiamola tra virgolette, che invece è stato un lavoro di tipo sociale e culturale importantissimo che il maestro Manzi ha fatto nelle foreste amazzoniche, cosa che magari non è nota ai più. Mi diceva proprio ieri il professore che il prossimo anno cadrà il centenario di Alberto Manzi, quindi noi ci impegniamo fin da ora a seguire anche gli interventi di Roberto Farnet. Adesso che lo conosceremo bene, insomma, ci impegniamo anche ad approfondire la figura di Alberto Manzi. Bene, porto innanzitutto quindi il saluto dell'associazione Maestro di Mazzanella, che ha ideato questo convegno con la collaborazione, ormai è d'abitudine per noi, siamo sempre sostenuti dall'associazione proprio Fare Sapere Veneto, che è qui rappresentata da Antonio Giacobbi, che poi darà un saluto, darei tu il saluto dell'Antonio, sì, e MCE, speriamo che arrivi Giancarlo, ma arriverà sicuramente, ma con i suoi tempi.
E poi ci sarà il saluto dell'amministrazione, abbiamo qui l'assessore alla cultura e all'istruzione Marta Fagarazza, il saluto dell'istituto comprensivo di Marino Vazzola e abbiamo la dirigente Paola Gardenani. Colgo l'occasione per ringraziare veramente moltissimo, vi assicuro, ci hanno aiutati molto l'amministrazione e l'istituto perché ci hanno permesso di arrivare appunto a mettere a punto l'organizzazione senza burocrazia o con una burocrazia veramente ridotta. E approfitto per dire che vorremmo che tutte le scuole d'Italia, tutte le associazioni d'Italia trovassero queste situazioni di disponibilità di collaborazione, perché è veramente molto molto importante che il territorio collabori a queste iniziative. Ecco, io ora lascio subito la parola a Antonio. Io sono molto contento di essere qui, da tempo lavoriamo con l'associazione Maestro di Nozzanella. Ed era molto preoccupata qualche giorno fa perché c'erano pochi iscritti e invece insomma tutto sommato ci siamo. Portato adesso il saluto, evito di fare l'introduzione, così dico subito una cosa, perché Cinzia non può venire, aveva proposto a me di fare un'introduzione e di sostituirla. Allora chi la conosce sa che Cinzia è insostituibile, quindi io non ero proprio in grado di sostituirla. Avrei detto alcune cose, ma dato anche i tempi le salto. L'unico passaggio che voglio fare è questo. Cinzia ha scritto il testo che sta arrivando e che poi vi sarà consegnato, un bel testo che poi abbiamo condiviso, e Cinzia ha scritto anche l'introduzione che avete nel pieghevole e fa un riferimento preciso al capitalismo selvaggio e al liberismo selvaggio, perché lì stanno le cause dell'accelerazione, anche secondo me, della crisi dell'ambiente, ma anche di tanti fenomeni, non ultimo la guerra. Io sono angosciato, immagino come tutti noi, di quello che rischia di capitare, sta capitando e che rischia di capitare. E allora il senso del convegno era questo, insomma. Proviamo a proporre alcune riflessioni, alcune esperienze, perché abbiamo bisogno che anche la scuola lavori. Vi racconto solo questa cosa brevemente. Il primo titolo che era stato abbozzato era Salvare la scuola per salvare il pianeta. Poi ci abbiamo riflettuto un po', perché non c'è dubbio che il pianeta è in condizioni disastrose e bisogna salvarlo, e non c'è dubbio che anche la scuola è in condizioni di grandi difficoltà. Poi Valditara ci mette del suo anche ogni tanto con le sue dichiarazioni. Se si limita alle dichiarazioni magari spero temo il peggio. Però abbiamo pensato che in realtà nella scuola c'è tanto, ci siete voi che siete qui, e c'è tanta voglia di lavorare e di lavorare bene, e ci sono tante scuole che lavorano bene, e allora ci sembrava che mettere sullo stesso piano salvare la scuola e salvare il pianeta non fosse una cosa, non desse un messaggio buono. E il messaggio che ci è sembrato invece più utile è quello di dire con la scuola per salvare il pianeta. E però con quale scuola? Certo non con la scuola che ama il voto, perché la valutazione non è il voto, certo non con la scuola autoreferenziale, ma con una scuola che rende, e voi lo testimoniate essendo qua, i ragazzi protagonisti, rendendo i ragazzi protagonisti, i ragazzi diventano responsabili, e diventando tutti responsabili siamo tutti più in grado di lavorare anche per il pianeta. Cito una cosa che mi è piaciuta, che ho sentito qualche giorno fa, e vi lascio questo pensiero. In un webinar organizzato qualche settimana fa dalla CD della Carnia in memoria di Giancarlo Cerini, la moglie di Giancarlo, Loretta, ha ricordato che erano andati entrambi a salutare Sergio Neri, un ispettore che chi è più anziano ha sicuramente conosciuto, un grande uomo di scuola, si era già malato poco prima che morisse, e Sergio Neri gli ha dato questo messaggio: andiamo avanti noi che ci crediamo. Ecco, è il messaggio che lascio a voi. Buon lavoro.